TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Alle ore 18 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Asolo in via Lauro per un aereo ultraleggero precipitato su un campo. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto ha provveduto a estrarre i due feriti intrappolati tra le lamiere e affidarle al personale SUEM presente sul posto come anche l'elisoccorso. Da accertare le cause che hanno portato il velivolo a precipitare. Sul posto presenti anche i carabinieri. Ancora cronaca. Alle ore 13:20 circa a Quinto di Treviso, all'incrocio tra via Noalese e via Graziati, si è verificato un incidente stradale tra una Renault Symbioz condotta da un 47enne del posto e una mountain bike condotta da un tredicenne che stava attraversando sulle strisce pedonali. Il giovane è stato soccorso dal personale del SUEM 118 con l'ausilio dell'automedica e trasportato per le cure del caso. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Zero Branco con il supporto del nucleo operativo radiomobile di Treviso per la gestione della viabilità. Il minore è in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. E nelle prime ore della mattinata odierna, verso le 7, si è verificato un incidente stradale lungo la strada statale 13 Pontebbana, all'altezza di via Cesare Battisti a Villorba. Due autovetture sono rimaste coinvolte nel sinistro, una condotta da un trentenne originario di Vittoria e residente nel Trevigiano, e l'altra da un 34enne della provincia di Treviso. Ad avere la peggio è stato il primo conducente, rimasto ferito e trasportato al pronto soccorso di Treviso. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri competenti per territorio, con temporanei disagi alla circolazione stradale. E nel pomeriggio di ieri a Paese i carabinieri di Treviso hanno tratto in arresto un 53enne pregiudicato e residente a Castelfranco Veneto, sorpreso in flagranza di reato mentre tentava una truffa ai danni di un automobilista. L'uomo all'interno del parcheggio del centro commerciale La Castellana, dopo aver notato una 59enne del posto intenta a fare manovra con la propria vettura, le si è avvicinato a bordo della sua auto, frenando bruscamente e simulando di essere stato tamponato. Quindi ha preteso e ottenuto dalla vittima 60 € in contanti a titolo di risarcimento. L'intervento immediato dei carabinieri ha permesso di bloccare il malvivente subito dopo la consegna del denaro. A seguito di perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite e di un attrezzo professionale per la rimozione dei rivestimenti delle portiere delle auto, entrambi sequestrati, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.